Questo programma vi è offerto da Megavision. A tutti voi buonasera, bentrovati a questa puntata di Elettroshock, vaccini avanti un altro, il titolo che abbiamo scelto per questa puntata prendendo spunto dalle due notizie principali della giornata. Da un lato questa mattina l'inaugurazione del centro vaccinale di Udine con le prime vaccinazioni e poi a partire da questa mattina anche l'apertura delle prenotazioni nelle farmacie ma anche attraverso il telefono delle vaccinazioni per le persone dai 75 ai 79 anni e per le persone vulnerabili. Tantissime persone davanti alla fiera di Udine, tantissime che già da questa mattina hanno preso d'assalto per così dire le farmacie per poter prenotare la propria dose. Ma cominciamo proprio dal centro vaccinale di Udine, inaugurazione alla presenza del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, del Vice Riccardo Riccardi, c'era anche il Sindaco di Udine Pietro Fontanini che peraltro proprio questa mattina si è vaccinato. 14 postazioni di accettazione, 18 per la somministrazione e potenzialmente 2000 dosi vaccinali al giorno da inoculare. 600 i vaccini somministrati oggi, domani si parla di un altro migliaio di dosi. L'obiettivo è quello di poter vaccinare in questo centro 7 giorni su 7. Partiamo proprio da qui. Siamo negli spazi della fiera. Come sta andando questa prima parte della giornata? Sicuramente è un centro che ha innanzitutto gli spazi e poi, come abbiamo visto, tutto il sistema organizzativo che è stato testato nel corso di queste settimane a partire da Cividale, poi Tolmezzo, poi Codroipo e proseguirà nel fine settimana la Tisana, ci consente di arrivare ad una organizzazione che è quella che abbiamo visto. Quindi un lavoro importante e speriamo che le persone siano contente e soprattutto speriamo che il sistema sanitario riesca a dare quelle risposte con un anno alle spalle di fatica come quella che stiamo tenendo, ma questo è il passo fondamentale, quell'ultimo miglio che noi dobbiamo fare sulla campagna vaccinale, sperando che la conferma delle programmazioni delle agende sia puntuale e tale da consentirci di programmare tutta quell'attività che ieri abbiamo spiegato si svolgerà per tutta l'area della vulnerabilità e in più dell'area al momento 79-75 anni. Con noi Massimo Braganti, il direttore dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Qui con noi vediamo insieme a lui come sta andando questa prima parte della giornata. Questa è la prova generale, la prima giornata di vaccinazione qui al Fiera. Nella giornata di oggi sono previste 600 vaccinazioni, soggetti vulnerabili, e l'ipotesi è di portare a regime questo centro con un funzionamento tutti i giorni fino ad arrivare al momento in cui dovremo viaggiare per le cosiddette vaccinazioni di massa oltre le 2000 vaccinazioni al giorno. Questa mattina vedete ci sono diverse persone che attendono il loro turno, c'è anche stato un tra virgolette piccolo problema legato all'aspetto burocratico, dottore. Sì, l'invito a tutti quanti i cittadini, gli utenti che si presentano di compilare il consenso informato e tutta la scheda che è prevista. Questo al fine di velocizzare quella che è la partita di accoglienza e la possibilità da parte del medico di verificare l'anamnesi per poter permettere poi la successiva vaccinazione. Abbiamo attivato 8 postazioni di accoglienza proprio per fare questo tipo di inserimento
però purtroppo in molte situazioni si sono presentati con il foglio da compilare, per cui ha rallentato un attimo. È anche normale, la prima giornata, tante persone, qualcuno si è lamentato, ma tutti si sono messi diciamo in tranquillità ad attendere il proprio turno. Avete sentito prima, c'è una voce che chiama un po' come al supermercato il numero della persona, quindi che deve entrare, c'è massimo rispetto, vedete anche delle distanze di sicurezza, c'è il supporto della protezione civile. Diciamo che oggi è una giornata molto impegnativa, stiamo cercando di realizzare quello che era il nostro primo obiettivo, che è quello di creare un centro vaccinale stabile di grandi dimensioni. Oggi l'ente Fiera sostanzialmente ci consente di avviare un hub vaccinale con una potenza, una capacità di oltre 2000 vaccinazioni al giorno. Questo presuppone però di allineare diversi processi, che sono quello relativo alla fornitura di vaccini, il secondo è allineare quello che sono le risorse umane di professionisti che ci vengono forniti per mantenere e alimentare questo flusso importante di vaccinazioni, e il terzo è l'organizzazione. Ovviamente in questo sforzo importante chi gioca una partita rilevante è il cittadino. Il cittadino ci deve aiutare, capendo che il processo è un processo complicato che impone delle responsabilità, e quindi la prima responsabilità del cittadino è attenersi alle osservazioni che vengono date, ovvero la puntualità, non arrivare prima perché non ha senso, portare il modulo di consenso informato già compilato, la scheda anamnestica già compilata, capisce? Queste sono delle cose che giocano un ruolo rilevante. Altra cosa rilevantissima è quello che succede fuori dai centri vaccinali. Una perfetta organizzazione da parte dei comuni, della polizia locale, del volontariato presuppone che i flussi diventino più fluidi. Oggi noi stiamo sperimentando in questo comune come si possa fare una vaccinazione di massa, mettendo a frutto le esperienze, e questo oggi qualche risultato positivo ce l'abbiamo, nonostante ci sia, come sempre succede il primo giorno, tanta affluenza. Qui abbiamo incontrato il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, per l'esecuzione del vaccino anti-Covid. Sì, oggi ho fatto la prima dose del Pfizer e io appartengo purtroppo a una categoria a rischio, non perché sono sindaco, ma perché ho una malattia, una patologia che mi classifica in questa fattispecie. Stamattina ho fatto la prenotazione tramite la mia farmacia e subito ho ricevuto la disponibilità, come tante persone, perché oggi qui alla fiera si sono aperti nuovi spazi molto ampi, è arrivata tantissima gente, penso che abbiano vaccinato più di 600 persone, e quindi i dati sono importanti, un servizio che funziona molto bene. Ho incontrato tante persone che erano arrivate anche per la seconda dose, quindi per chiudere questo ciclo di vaccinazione, perché sappiamo che per fronteggiare il coronavirus bisogna vaccinarsi, e questo è l'invito che faccio anche a tutti i cittadini, magari a chi ha ancora qualche dubbio, ma penso che siano pochissimi, per venire a vaccinarsi e prenotarsi. L'ho già finito, prima e seconda fase. Anche lei ha fatto la? Prima dose, sì. Prima dose. Era una cosa da fare. Ma è andata benissimo, sono stati veloci, io ho prenotato stamattina alle 8:30 e alle 9:35 ero già qua. Passata mezz'ora mi hanno già vaccinato, non ho sentito niente, quindi sono molto contento. Io ho avuto dei problemi oncologici, per cui risulto tra i precoci, non per l'età chiaramente. Io ho fatto il richiamo adesso, cioè la seconda dose, sto più tranquilla adesso. Sì, era un desiderio quello di vaccinarsi per poter essere un attimino più sereni, poter uscire con più tranquillità e anche riabbracciare i nipoti. I nipoti li vede ma non li può abbracciare, adesso con il vaccino potrà riprendere una vita un pochino più normale. Come detto, all'inaugurazione del centro vaccinale di Udine è intervenuto anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ha usato parole dure relativamente al fatto che proprio le regioni sono state in qualche maniera messe sul banco degli imputati, ha detto il governatore, per quanto riguarda ritardi nella campagna vaccinale. Il presidente Fedriga ha detto che invece è proprio sulle gambe del
delle regioni che questa campagna vaccinale va avanti, e poi anche precisato che tra mille sforzi e tra tantissime difficoltà è proprio il personale messo in campo dalle regioni stesse a consentire che tante dosi possano essere somministrate. Le competenze nazionali riguardano la fornitura dei vaccini e proprio qui ci sono le difficoltà maggiori, il reperimento insomma della materia prima. Accuse di questo tipo, ha detto Fedriga, sono un'umiliazione nei confronti delle tante persone che quotidianamente si danno da fare per poter procedere con la campagna vaccinale. Sentiamo le parole di Fedriga. Questo centro, secondo me, è un simbolo dell'impegno che stanno mettendo non solo Regione Friuli-Venezia Giulia, ma tutte le regioni. Perché rispetto alle polemiche che leggo in questi giorni, io voglio ricordare che la campagna vaccinale sta andando avanti di fatto esclusivamente sulle gambe delle regioni. Questi centri sono fatti dalle regioni. Il personale di fatto è esclusivamente regionale. A noi dovevano dare più di 300 personale aggiuntivo, da livello nazionale ne sono arrivate meno di 50, con un'esigenza di 600, per essere chiaro, cioè ne servono 600, ci dicono vendiamo poco più di 300, ce ne arrivano realmente 50. Abbiamo fatto noi tutta la parte logistica, se non l'arrivo in regione, che è governato da una parte direttamente da Pfizer, per gli altri vaccini quello a livello nazionale, punto. Quello che ci viene garantito a livello nazionale è l'arrivo dei vaccini, sempre che ne arrivino a sufficienza. Tutto il resto è fatto dalle regioni, quindi mettere sul banco degli imputati le regioni, dopo lo sforzo che continuano a fare, malgrado le mille difficoltà. Pensiamo alle richieste che abbiamo fatto di modifiche legislative per la semplificazione della somministrazione dei vaccini, dal consenso informato in poi, mettere sul banco di imputati le regioni, e mi sembra che sia qualcuno che da Roma cerchi di fare lo scaricabarile. Bisogna capire che quel qualcuno. Io lo farò presente alla conferenza delle regioni, perché penso che sia inaccettabile la continua umiliazione di tutto il personale che nelle regioni sta lavorando, perché è grazie a loro che la campagna vaccinale è iniziata e va avanti. Se aspettavamo quello che arrivavamo da Roma, oggi eravamo ancora qua a decidere probabilmente come iniziare. In attesa di vaccinazione ci sono anche le persone che hanno subito un trapianto di organi. A partire da venerdì potranno prenotarsi anche loro per la somministrazione della dose. Per noi è una grandissima gioia, finalmente rivediamo la luce, ha detto a Telefriuli Antonio D'Alfonso, che è presidente regionale dell'Associazione Italiana Trapiantati di Fegato. Sentiamolo. Le liste d'attesa dei trapianti e dei trapiantati inizieranno il giorno 26, che verremo contattati da ognuno dal suo ambulatorio di trapianti, di cui fegato, cuore e reni. Ognuno chiama i suoi pazienti e ci recheremo all'ingresso dell'ospedale, al CUP, vicino al CUP, ci fanno il vaccino. Iniziano, come ripeto, il venerdì dalle 14 alle 18. A voi saranno assegnate le dose Pfizer o Moderna, non AstraZeneca? Sì, uno dei due, o Moderno o Pfizer, sicuramente quelle lì, perché siamo immunosoppressi, quindi abbiamo dei grossi problemi e quindi l'unico farmaco è quello lì che potremmo fare. Per noi è una grandissima gioia, perché rivediamo la luce un'altra volta. Col vaccino spero di stare ancora meglio, ecco. E a proposito di prenotazioni, a partire da oggi, l'ho fatto sapere il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, possono prenotare la propria dose anche genitori e caregiver di persone vulnerabili o disabili gravi, queste ultime di età inferiore ai 16 anni. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, vaccini, avanti un altro, il titolo della puntata di questa sera. Dicevamo in apertura che tra le novità della giornata c'è l'apertura delle prenotazioni per i vaccini anti-Covid a favore di persone dai 75 ai 79 anni e per le persone vulnerabili. Siamo andati in farmacia questa mattina, abbiamo cercato di capire come stavano andando le cose sia a Udine che a Pordenone, farmacie prese d'assalto sin dalle prime ore del
il mattino per potersi garantire appunto una dose di vaccino. Non sono mancati i problemi per quanto riguarda il sistema informatico che a un certo punto si è bloccato proprio per le tantissime richieste ricevute. Solo stamattina, per darvi un'idea, nell'arco di 4 ore ci sono state quasi 17.000 prenotazioni di vaccino da parte di queste categorie. Dicevamo qualche problema tecnico che poi in tarda mattinata si è risolto. Andiamo a vedere allora com'è andata questa giornata di prenotazioni. Al via le prenotazioni per i vaccini, questa mattina lunghe code già dalle 8:30 qui in farmacia Coluta, dottoressa. Sì, ce lo aspettavamo, questa volta eravamo pronti, il sistema informatico ha funzionato, per fortuna non ci sono stati stop dalle prenotazioni e quindi è andato tutto liscio e siamo riusciti a prenotare una quarantina di pazienti, soprattutto i pazienti fragili. Abbiamo dato priorità nella prima fase ai pazienti fragili, che sono tanti. Quindi era un'attesa qui da questa mattina, ma che cosa vi chiedevano? Volevano già sapere quando, quali erano le loro... In realtà sapevano già, sono pazienti molto informati, il giornale ha dato una mano evidentemente e con grande stupore anche nostro in realtà questa volta è stato organizzato molto bene, per cui tutte le prenotazioni o quasi stamattina erano per oggi o per domani e quindi erano tutti molto contenti, sì, un attimo di sollievo. Lei che cosa consiglia? Di venire, di continuare? Assolutamente sì, possono venire, non ci sono in questo momento colli di bottiglia di nessun genere, quindi sì, andate nelle farmacie tutte, quelle che hanno il sistema informatico collegato a INSIEL e al CUP. Ci siamo spostati nella farmacia Beltrame di Udine proprio per capire anche qui com'era la situazione. Già dalle 8:30 lunghe file. Subito c'era la coda fuori stamattina dalle 7:30. E c'erano alcune decine di persone. Le prenotazioni? Prenotazioni per il vaccino, sia AstraZeneca che quello che c'è a disposizione. Insomma. Ecco. Per Udine, Fiera, Martignaco e per la Tisana, come erano distribuite? I posti che ci sono attualmente sono questi, poi si vedrà man mano che aprono, si vedrà quali altri posti compaiono. Lei è in attesa di prenotarsi? Sì, certo. Perché ha la possibilità di prenotarsi oggi? Perché sono diabetico. Cosa significa per lei il vaccino? Fondamentalmente è un sistema di sicurezza, un sistema anche, speriamo, di libertà. E soprattutto anche pensare a tutti gli altri, non solo a noi, no? Lei è in attesa di prenotarsi per il vaccino? Di prenotare per il vaccino. Di dov'è lei? Sono di Udine. Posso chiedere l'età? 76. Quindi rientra proprio nella casistica. Sì, poi sono a rischio, quindi. Cosa significa per lei fare il vaccino? Tranquillità. Magari potrebbe ritrovare questa libertà. Col vaccino? No, perché ci siano anche altri, non basta uno, no? Certo. Quindi più ci si vaccina meglio è, poi prima o poi finirà questa storia. Lei non ha paura di vaccinarsi? No. Signora, lei si è appena prenotata per il vaccino, di dov'è? Di Udine. E si vaccinerà a Udine? A Udine, a Città Fiera, Ente Fiera Udine, in via... Ha già una data? Sì, lunedì. Non vedeva l'ora? Certo. E come ha vissuto questo periodo in attesa del vaccino? Chiusi, tanti giorni chiusi. Posso chiedere quanti anni ha? 78. Quindi insomma è perfetta nella casistica dell'età. Sì, proprio dentro. Signora, lei ha raggiunto la farmacia per prenotarsi? Per il vaccino, sì. Lei di Perché ho dov'è? 75 anni, di Udine qui. E ci teneva tanto il vaccino? Ci tenevo perché insomma un po' di paura ce l'ho, quindi preferisco farlo insomma. Signora, lei è qui oggi per fare la prenotazione per il vaccino? Sì, per mio marito. Io l'ho già fatto il vaccino. Per mio marito. Mio marito non sta tanto bene, allora sono venuta io. È riuscita a fare la prenotazione? Perché il computer si è bloccato e quindi devo tornare domani. È contenta però di fare il vaccino? Io l'ho fatto, sì, l'ho già fatto, ho fatto anche prima e seconda dose, speriamo bene. Io sto bene.
non ho avuto nessun problema e quindi va bene così. Ho telefonato prima al CUP, risultava occupato, poi ho parlato col mio medico, il mio medico di base mi ha consigliato di venire in farmacia. Sono venuta qui in farmacia, infatti ho fatto la richiesta, diciamo che era andata abbastanza bene quando nel momento in cui doveva dare l'ok la rete si è bloccata. Arrabbiata per questo? No, tranquilla. Non vedo l'ora di fare la vaccinazione, però sono tranquilla. Anche lei oggi qui per prenotarsi per il vaccino? Per la prenotazione, però mi dicono che non si prenota niente oggi, perché il sistema è in tilt. E quindi cosa farà? E quindi intanto vado ad accettarmi delle notizie che siano certe e poi proverò oggi pomeriggio e domani mattina. Come mai lei qui in farmacia? Per prenotare un appuntamento per il vaccino per una mia parente. E com'è andata? Il sistema è bloccato e non si sa quando si potrà prenotarlo. Quindi lei dovrà tornare? Assolutamente sì. Lei qui è venuto oggi a prenotarsi per il vaccino, com'è andato? Bene, sì, sono riuscito e farò l'AstraZeneca. Ha paura di farlo, visto le notizie dei giorni scorsi? No, ho avuto sempre fiducia nella medicina. So quando lo farò, ma non so quale, perché devo compilare questo modulo per vedere in che situazione generale mi trovo. Decide il medico che fa le vaccinazioni, decide che tipo di vaccino adoperare. Altra notizia, altra novità di quest'ultima settimana riguarda la discesa in campo per somministrare vaccini anche dei medici specializzandi. A Palmanova è stato sottoscritto un accordo tra le università di Udine e di Trieste, le rispettive aziende sanitarie sotto l'egida della regione, che appunto consentirà agli specializzandi di scendere in campo. Abbiamo sentito anche le loro testimonianze. Per loro questo è anche un riconoscimento del ruolo che svolgono nel sistema sanitario, ma appunto fanno sapere anche di quanto sia gratificante sapere di potersi rendere utile in questa battaglia contro il Covid. Siamo anche all'esterno della sede della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia Palmanova con il dottor Roberto Di Lenarda, rettore dell'Università di Trieste, che metterà appunto a disposizione gli specializzandi nella campagna vaccinale. Sì, questo è un accordo importante che permetterà di utilizzare la disponibilità dei nostri specializzandi come quelli dell'Università di Udine per dare un impulso importante alle vaccinazioni per la nostra popolazione. Avete già un'idea del numero di persone che possono essere impiegate? Allora, iscritti da noi sono circa 600, già ben più di metà hanno dato una disponibilità. Fondamentale quindi l'intervento, la disponibilità messa a disposizione dalle università. Oltre all'Università di Trieste ci sarà anche l'Università di Udine. Naturalmente è un momento importante, la sigla di questo accordo darà modo anche ai nostri specializzandi di poter dare un loro contributo a questa importante campagna vaccinale che ormai deve accelerare ed è ineludibile. Naturalmente la partecipazione sarà su base volontaria, però teniamo presente che già un discreto numero di specializzandi al momento stanno offrendo la loro attività in maniera volontaria presso contact tracing, degenze e naturalmente anche sostituendo personale che è impegnato invece più direttamente nei reparti Covid. Quanti sono gli specializzandi che potenzialmente possono contribuire a possono entrare in questo progetto? Beh, a regime dei nostri specializzandi sono 160 circa, quindi in realtà potrebbero entrare tutti. Come ci si sente a essere in prima linea da specializzandi in una situazione di emergenza come quella in cui ci troviamo? Beh, noi siamo stati in prima linea, come abbiamo detto, da marzo dell'anno scorso e siamo pronti a contribuire come siamo sempre stati sin dall'inizio in questa emergenza e non abbiamo mai fatto mancare la nostra disponibilità anche con le vaccinazioni che sono state fatte presso l'Università di Trieste per il personale dell'Università di Trieste e ancora una volta noi ribadiamo che ci siamo e siamo pronti a contribuire. Per noi
è importante essere coinvolti in questa maniera ed è un segno, insomma, di vicinanza che ci stanno dando la Regione, l'Università e le direzioni generali. Che cosa avete fatto nella prima fase della pandemia? Abbiamo praticamente sopperito a tutto quello che c'era nell'ambito dell'emergenza, che poteva essere l'assistenza primaria nella fase emergenziale, così come quella che riguardava poi la gestione dei reparti. Su questa cosa qua all'inizio con tanta, diciamo, insicurezza, non si conosceva bene cosa stavamo combattendo, e invece adesso che sappiamo, abbiamo anche più mezzi e più risorse, siamo un pochino più consapevoli, siamo pronti, ecco, a dare questo contributo anche nella fase del piano vaccinale. Un ruolo importante in una fase delicata della nostra storia. Sicuramente i medici specializzanti sono in prima linea da un anno nella pandemia, e anche in questa occasione hanno voluto dare il loro contributo fattivo e vedere riconosciuto anche il loro lavoro nell'ambito dell'emergenza, quindi è sicuramente la loro partecipazione alla campagna vaccinale è sicuramente fondamentale ed importante. Ma siamo contenti di essere stati. Ancora una pausa per la pubblicità, tra pochissimo con Elettroshock. Di nuovo insieme con Elettroshock per affrontare un altro tema, quello dei dubbi, dei timori sul vaccino AstraZeneca. Ricorderete, c'è stata una temporanea sospensione delle inoculazioni con questo siero e tanto è bastato per far venire dei dubbi ai cittadini, anche a quelli che già si erano prenotati per la somministrazione del vaccino. Alcuni hanno disdetto, un fenomeno che ha interessato anche la nostra regione. Abbiamo parlato del tema con Paolo Schinchiarol, che è componente del Comitato Tecnico Scientifico di AIFA e direttore della farmacia dell'ospedale di Cattinara. Dice che il vaccino AstraZeneca è sicuro e presenta anche alcuni dati relativi alla farmacosorveglianza, dai quali emerge come con AstraZeneca le reazioni siano state nell'ordine dell'1%, dell'1,6% con Pfizer. Casi avversi dunque all'incirca nell'1% della popolazione, contando però anche le reazioni minime, quali ad esempio il dolore al braccio o qualche linea di febbre. Di fatto che cosa ci dice questo medico? Beh, invita tutti a effettuare la profilassi senza timori. Sentiamo. Dottore, si parla del vaccino AstraZeneca, c'è un po' di timore a sottoporsi alla profilassi, c'è un po' di paura, in realtà è un vaccino sicuro, possiamo dirlo, soprattutto perché il rischio del coronavirus in questo momento è più importante, quindi è fondamentale effettuare la profilassi. La migliore risposta ai titubanti riguardo se vaccinarsi oppure no, credo la possiamo dare con i dati che stanno affiorando, dati di cosiddetti di real life, dove si è visto chiaramente che andare a vaccinare la popolazione protegge assolutamente l'individuo. L'abbiamo visto benissimo in Israele, dove sono crollati, dove i due terzi della popolazione è stata ormai vaccinata, sono crollati i ricoveri ospedalieri, sono crollate le malattie gravi, sono crollati i contagi da Covid-19. E questa è una cosa che già i trial clinici, se ricordate, gli studi clinici ci dicevano che potevamo arrivare a una protezione dell'80, 90, 70%, questo era da convalidare anche poi agli effetti pratici e si è visto che fortunatamente è così. Rimane il punto di domanda quanto questa copertura, questa protezione individuale può essere portata nel tempo. Ad oggi possiamo essere legittimamente ottimisti che sui 9-12 mesi questa copertura può restare. Se poi sarà necessario nel tempo ricorrere a degli eventuali richiami, questo lo vedremo solamente quando il follow-up sulle popolazioni vaccinate aumenterà. In questo senso abbiamo già l'esperienza dei vaccini anti-influenzali che vengono fatti ogni anno, vengono adattati all'evolversi del virus influenzale, quindi insomma non ci sarebbe nulla di strano nell'entrare nell'ottica che il vaccino anti-Covid vada fatto una volta all'anno, almeno per i soggetti, presumo quelli più sensibili, ovviamente parliamo degli over 60.
Sì, questo è un aspetto che verrà approfondito solo in virtù dei numeri che riusciremo ad acquisire. Potrebbe essere anche così. Diciamo che dal punto di vista strettamente sanitario sarei abbastanza garantito, nel senso che oggi con le piattaforme di sviluppo di questi vaccini abbiamo la possibilità anche di modificarli in tempi brevi, 2-3 mesi, rispetto a eventuali varianti che dovessero emergere. Di certo rimane il grande sforzo, la grande fatica organizzativa per poter appunto riuscire a vaccinare tutte le persone che ne hanno bisogno. Ma dal punto di vista sanitario i risultati che si potrebbero conseguire probabilmente lasciano ben sperare. Di certo mettere in piedi un'organizzazione del genere di massa è e sarà, se dovesse perdurare, quindi gli eventuali richiami eccetera eccetera, una cosa un po' gravosa dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, però insomma si farà, perché se i risultati continuano ad essere questi credo che converrà farlo se sarà necessario farlo. Se posso rispondere riguardo alla sua domanda iniziale rispetto ad AstraZeneca, dobbiamo dire che lo stop è stato necessario perché erano state segnalate degli eventi avversi anche importanti. Questo è servito all'EMA a raccogliere una gran quantità di dati per poter poi dire che i benefici superano i rischi e quindi si può anche continuare con AstraZeneca. Le trombosi, che sono state gli effetti collaterali che hanno portato allo stop momentaneo della somministrazione di AstraZeneca, complessivamente in numero non sono superiori, non si sono dimostrate superiori rispetto a quelle attese nella popolazione normale. La cosa che si è verificata è due tipi particolari di trombosi che hanno avuto invece un'incidenza, quella sì, superiore, e da questo punto di vista si sta ancora indagando per capire eventuale nesso tra somministrazione di vaccino e questi eventi, torno a dire, molto particolari di trombosi, due forme molto particolari di trombosi. Ecco, a proposito del vaccino AstraZeneca, lei fa parte del comitato tecnico scientifico di AIFA. Al netto di, mi assumo io la responsabilità di quello che sto dicendo, al netto di chi non crede nella scienza medica, al netto dei Novax, che comunque statisticamente sono un 2% della popolazione, cosa possiamo dire invece a chi, giustamente, magari guardando i telegiornali, vedendo che un vaccino è stato fatto in tempi molto rapidi, a chi ha magari anche visto questo ritiro del vaccino in maniera negativa, cosa possiamo dire per tranquillizzare? Lei ha una grandissima esperienza nel campo della farmaceutica, quindi sa che ogni farmaco viene controllato, monitorato, ogni reazione avversa, ogni singolo episodio non viene dimenticato. In questo senso possiamo dire che i vaccini che sono in commercio oggi sono vaccini sicuri, testati e garantiti, cioè garantiti, non esiste mai la garanzia totale nella scienza medica, però sono strumenti sicuri ed efficaci. Sono stati sperimentati su campioni di popolazione molto elevati, 20.000, 30.000, 40.000 persone nelle sperimentazioni cliniche, quindi da questo punto di vista è stato fatto uno sforzo immane per riuscire in tempi brevi a organizzare queste sperimentazioni e arrivare a queste conclusioni, a questi dati. Non è stata presa nessuna scorciatoia, semplicemente il bisogno era molto alto. La popolazione da arruolare a questi studi, sfortunatamente, perché avevamo tanti infettati, non mancava, quindi è stato anche facile fare studi con popolazioni numerose. Ci sono stati grandi finanziamenti pubblici e privati, per cui si è potuto arrivare a rapide conclusioni riguardo l'affrontamento di questi studi clinici. Non è un fatto strano quando ci si mette assieme riguardo un problema che stava diventando pandemico, è anche più facile organizzare una risposta. È anche giusto dire che siamo nel 2020, quindi siamo passati in 20 anni a non avere un telefonino in tasca, ad avere un computer in tasca, quindi insomma anche la tecnologia, la ricerca ha fatto passi da gigante, quindi non è assurdo avere risposte in tempi rapidi. Assolutamente sì, i primi due vaccini che sono cosiddetti mRNA virali, vaccini con piattaforma mRNA virale, sono stati sviluppati anche in tempo breve perché questa sorta di piattaforme erano già allo studio per lo sviluppo di farmaci antitumorali, quindi non è che si sia inventato dalla mattina alla sera, sono stati applicati ad agenti, a possibili agenti vaccinali e in tempi brevi si è riusciti ad avere quei risultati, insomma. Quindi io direi, io sarei ottimista dal punto di vista dell'efficacia di questi prodotti. Sulla sicurezza parlavamo prima, parlavamo di 20.000, 30.000, 40.000 persone arruolate,
Dobbiamo pensare che se un evento è molto raro e si verifica uno ogni milione, è anche possibile che durante gli studi questo non sia emerso, quindi è bene poi molto sviluppare degli studi di follow-up, degli studi di real life, degli studi osservazionali e soprattutto stimolare le cosiddette segnalazioni di reazioni avverse in termini di farmacovigilanza, perché sono delle segnalazioni molto utili che permettono di completare il quadro di sicurezza del vaccino. Fare una segnalazione o trovare che un vaccino ha diverse segnalazioni di reazioni avverse non vuol dire necessariamente che va a discapito della sicurezza del vaccino, anzi alimenta, posso dargli dei dati, per esempio noi abbiamo vaccinato circa 50.000 persone, no, scusate, 50.000 dosi in Asugi, 50.000 dosi circa, di cui queste 40.000 erano BioNTech Pfizer, 13.600 AstraZeneca. E se andiamo a guardare la segnalazione di reazioni avverse, per esempio, prima che diamo il numero, che magari uno si preoccupa, cosa vuol dire reazione avversa? Perché parliamo dal dolore del braccio a una reazione avversa più grave. In questo caso, ne parlavamo a microfoni spenti, non ci sono state reazioni avverse gravi, quindi parliamo di piccolissime, cioè piccolissime no, perché nulla è piccolo, però magari 2 linee di febbre, questo tipo di reazioni avverse. Ci sono state delle reazioni avverse gravi, definite come gravi, perché per definire grave una reazione avversa c'è ad esempio la febbre, se la febbre sale a oltre i 39 gradi va già segnalata come reazione avversa, ma io vi davo complessivamente il numero, la percentuale di segnalazioni anche di lieve entità. Noi abbiamo chiesto di segnalare tutto, anche effetti molto lievi, transitori. E abbiamo nel nostro, diciamo così, in Asugi la possibilità di dirvi che oggi le reazioni avverse complessive, e sono tutte quasi reazioni avverse lievi, hanno interessato l'1% circa dei vaccinati con AstraZeneca, l'1,6% circa dei vaccinati con Pfizer, e di Moderna possiamo dire veramente poco perché abbiamo avuto poche dosi. Noi probabilmente siamo una delle aree in Italia dove il numero di segnalazioni è il più elevato, per cui quando voi vi trovate con una percentuale dell'1% è probabilmente rimarrà una percentuale elevata rispetto al resto d'Italia, ma torno a dire, sono anche segnalazioni lievi di scarsissima entità. L'1% è nulla praticamente, se consideriamo i danni che fa il coronavirus sulla popolazione. Parlare di 2 linee di febbre, me l'aveva detto anche il presidente della regione Federica, ha detto sappiamo che ci sono dei sintomi avversi che però si curano con una tachipirina, insomma, quindi qualcosa di altamente gestibile. Per questo si dice che i benefici ad oggi sono molto superiori rispetto ai rischi. Quando uno deve prendere una decisione di cosa fare e cosa non fare, c'è sempre da guardare il rapporto benefici che ottengo rispetto ai rischi che occorrono. Con questo genere di rischi, e torno a dire, sono percentuali 1% relative a quasi tutte le reazioni di banale entità, considerando il numero di morti ancora che in Friuli Venezia Giulia giornalmente registriamo, io direi che in questo momento è una cosa da fare. E poi le cose si fanno quando hai alternative o non hai alternative. Io direi che oggi la vaccinazione, rispetto alla vaccinazione non esiste niente di consolidato per curare purtroppo questa malattia, salvo qualche rimedio tipo il cortisonico se dato al tempo giusto, profilassare il paziente se alletato per evitare effetti trombotici. Gli anticorpi monoclonali rimangono una speranza ancora da affermare. E dimentichiamo che la nostra popolazione oggi vive molto di più anche e soprattutto grazie ai vaccini come antipolio, antimorbillo, insomma i vaccini oggi sono quelli che ci consentono di campare fino a oltre 100 anni in molti casi, insomma comunque un'età media molto più alta rispetto a quella degli anni 20. Certamente sì, torno a dire, se noi avessimo dei rimedi terapeutici importanti, a un certo punto il rischio te lo accogli perché sai che in qualche modo poi riesci a curarti, ma visto gli esiti imprevedibili dell'infezione che quando attacca il paziente poi evolve in maniera molto individuale, anche in pazienti sani e robusti può prendere pieghe di non ritorno, e sapendo quello che abbiamo a disposizione per la cura, in questo momento la profilassi e quindi la vaccinazione è sicuramente l'unica arma, direi decisiva, nella battaglia a questa infezione. Dottore, io la ringrazio, grazie soprattutto per quello che fate stando in prima linea o comunque insomma combattendo questo virus. Facciamo un ultimo appello, vaccinatevi, fatelo, non ci sono controindicazioni o comunque po' di febbre, insomma qualcosa che si cura facilmente, anche perché poi potremo tornare alla normalità e anche voi forse un po' di più respirare, no?
Ma io credo che la risposta a questa sua domanda, almeno in Friuli Venezia Giulia, arrivi dalla disdette che ci sono state dopo lo stop. Lo sgomento iniziale ovviamente ha portato a qualche defezione, ma mi risulta che in questo momento le riprese delle vaccinazioni, compresa AstraZeneca, sia sia in atto. E direi che a questo punto non è tanto più la diffidenza della popolazione, ma quanto la disponibilità di avere questi vaccini, perché purtroppo ancora siamo con dei rifornimenti a singhiozzo e più che mai con AstraZeneca in questa fase. La speranza ovviamente è quella di un'estate come l'anno scorso, quando il virus è calato, insomma è scomparso, è andato via, speriamo se ne vada anche quest'anno, speriamo non torni più. Diciamo che questa è la speranza da cittadino, da uomo di scienza presumo che sa che la battaglia sarà riuscire ad arrivare con le vaccinazioni, con la tutela massima a settembre. Sì, è questo da farsi, abbiamo ancora da soffrire per un po', ma sappiamo che questa sofferenza contingentata potrebbe portarci effettivamente a affrontare la prossima stagione invernale in condizioni completamente diverse rispetto adesso. Abbiamo due fattori che giocano a nostro favore, diciamo così, e uno è ovviamente la circolazione del virus, che per il fatto di vivere all'aria aperta con la bella stagione è sicuramente rallentata, e poi se sono vere le condizioni che si stanno creando per il rifornimento di vaccini, dovremo avere aprile, maggio e giugno essere in condizioni effettivamente di allargare a tutta la popolazione la vaccinazione, perché stanno aumentando il numero di produttori e dovremmo essere in una fase, diciamo così, meno precaria rispetto al passato come quantità di vaccini a disposizione per maggio-giugno. Speriamo che quanto viene narrato sia effettivamente vero. In Friuli negli ultimi giorni abbiamo visto insomma una riduzione per quanto riguarda i contagi e la domanda delle domande è: abbiamo raggiunto e magari anche superato il picco? Che cosa può dirci? Allora, il picco è stato raggiunto e lo si vede principalmente dalle variazioni percentuali, il valore che insomma vi ho sempre presentato, che va a guardare la differenza tra il contagio di questa settimana e della settimana passata. Siamo arrivati a valori negativi, quindi insomma vuol dire che il contagio di questa settimana, il numero di contagiati è minore di quello della scorsa. Quindi, visto che il contagio va così in tutta Italia e si sta raggiungendo il picco man mano anche nelle regioni più colpite, come appunto il Friuli, crediamo veramente che questa terza ondata stia insomma evolvendo per noi in positivo per tutta la nazione, insomma. E questo è un primo dato importante. Poi naturalmente ci sono i famosi colori che preoccupano per le restrizioni che chiaramente comportano. Il Friuli Venezia Giulia è in zona rossa, al momento sono due i criteri che definiscono la permanenza in questa area, l'RT da un lato e poi il criterio dei 250 casi ogni 100.000 abitanti. Così sarà di fatto fino al 6 aprile. Quando è che possiamo immaginare che il Friuli Venezia Giulia si trovi in una situazione diversa rispetto all'attuale? Allora, al momento diciamo che rispetto al valore dell'RT, per cui ci aspettiamo un calo a breve, poi non era così elevato, era 1,35, 1,36 se non mi sbaglio, rispetto al limite di 1,25 che pone una regione in zona rossa, quindi probabilmente anche in un tempo di 2 settimane potrebbe calare. Quello che preoccupa di più è il numero di contagiati, perché siamo intorno ai 400 e quindi insomma per arrivare a 250 credo che ci potrebbe mettere anche intorno ai 10-15 giorni, però fino al 6 aprile insomma probabilmente il DPCM cambierà anche, già si parla di riaperture delle scuole eccetera, quindi probabilmente questo limite potrebbe anche essere ripensato e quindi si ritornerà ad una valutazione dell'RT che io almeno per quanto vedo dai numeri vedo calare. Quindi nel momento in cui l'RT dovesse diventare l'unico criterio ci sono buone speranze per il Friuli Venezia Giulia. Sì, esattamente.
C'è un'altra questione che riguarda la campagna vaccinale con i ritardi, insomma, che conosciamo, anche se sono diversi da territorio a territorio. La domanda è la seguente: che percentuale di popolazione vaccinata bisogna raggiungere affinché questo abbia degli effetti, diciamo, quantificabili anche sul numero di nuovi contagi? Io insomma credo che bisogna andare almeno intorno ad un 40%, però consideriamo che stiamo andando incontro all'estate. Questa seconda ondata, anzi terza, è stata comunque molto relativa rispetto alla seconda, quella di ottobre, quindi insomma andando incontro all'estate, unendo questa percentuale di vaccini, ovviamente io parlo però di prima e seconda dose, quindi dobbiamo aspettare anche un po' di più, però insomma io credo che per l'inizio dell'estate si dovrebbero raggiungere cifre consistenti, insomma, della vaccinazione. Poi complice l'estate, spero insomma che riusciremo a vedere i primi effetti. Già adesso, avendo vaccinato i grandi anziani nelle RSA, già si inizia a vedere anche un calo insomma dell'età, sia degli ospedalizzati che cioè non dell'età, un calo della percentuale sia degli ospedalizzati in quella fascia d'età, quindi insomma le prospettive sono buone. A livello nazionale c'è qualche tendenza che avete individuato che insomma ritenete possa essere interessante per capire a che punto dell'evoluzione, a che punto della pandemia siamo? Sì, c'è stato appunto, è stato raggiunto il picco e continuiamo a scendere, quindi ci aspettiamo insomma veramente che complice, proprio come ho detto prima, il bel tempo e quindi l'avvicinarci all'estate, a un clima più caldo, ci aspettiamo insomma che questa ondata sia passata, e abbiamo anche visto che per molte regioni d'Italia l'ospedalizzazione non è stata come nella seconda ondata, quindi c'è stato anche, gli ospedali hanno sofferto di meno, e questo però appunto ancora le motivazioni non sono chiarissime, saranno diversi fattori che hanno anche fatto andare meglio le cose. È tutto anche per questa puntata, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione. Buonanotte, alla prossima. Questo programma vi è stato offerto da Megavision,